In destra Piave questo evento si è tenuto a Maser, in sinistra Piave oggi a Cison di Valmarino, territori non così distanti tra loro. Farete squadra in nome del turismo? È un dovere fare squadra con la destra Piave, ma soprattutto con tutta l'area UNESCO. È una sfida che siamo pronti ad accettare e che dobbiamo accettare tutti quanti insieme. Umpli Veneto sempre in prima fila per quanto riguarda il turismo e questi eventi. Sì, però stavolta non potevamo non essere in prima fila, perché quando si parla di colli, di colline, eccetera, le Proloco sono sicuramente il loro luogo. Io definisco il core business delle Proloco. Se parliamo di turismo, parliamo di mare, parliamo di montagna, parliamo di lago, le Proloco c'entrano fino a un certo punto, ma se parliamo di territorio e di colline, sicuramente l'attività che svolgono le Proloco in questi territori è unica e insostituibile. Consigliere Alberto Villanova, che oggi presenterà la proposta di legge portata avanti dal consigliere Marco Zecchinato. In che cosa consiste questa legge e come si concilia con le attività già in essere di promozione del territorio? Questa legge è stata approvata a agosto, è una legge che promuove quello che è il nostro patrimonio, cioè le nostre colline, quello che ha fatto diventare patrimonio dell'umanità questo territorio dell'Alta Marca trevigiana. È una legge che va a braccetto con quelle iniziative che stanno già partendo sul nostro territorio e serve proprio a portare avanti quello che sono le attività per far capire anche ai visitatori che vengono da fuori quanto importanti sono per noi le nostre colline, quanto belle sono le colline, quindi dal punto di vista paesaggistico ma anche storico, culturale e sportivo ed economico. Quindi sotto tutti i punti di vista le nostre colline possono diventare veramente un motore di volano economico e possono diventare anche un motivo di orgoglio per il futuro. Dottor Vantaggi, come interagirà l'Associazione Colline UNESCO con questa legge regionale sui Colli Veneti? È una legge molto importante che prevede questa tutela dei colli. Noi siamo ovviamente l'associazione che tutela le colline patrimonio dell'umanità. La giornata verrà sicuramente inserita nel palinsesto degli eventi del prossimo anno, che tra l'altro è l'anno in cui ci saranno i 50 anni della Convenzione del 1972 che protegge il patrimonio dell'umanità, e quindi sarà una serie di eventi molto importanti.